Quest'anno per l'amministrazione comunale di Portogruaro è stato un anno molto importante perché ha impegnato l'amministrazione e il CDA di Fondazione Musicale Santa Cecilia nell'elaborazione di un percorso di superamento di una serie di difficoltà economiche. Però se qui ci siamo significa che le difficoltà economiche sono state superate e significa che questa amministrazione ha l'assoluta volontà di mantenere Portogruaro centro importante di riferimento culturale. Oggi è anche un altro giorno molto importante. Ieri sera è stato deliberato di modificare la viabilità del centro storico. Sono stati cambiati alcuni versi di marcia. Soprattutto per il teatro, questo cosa significa? L'arrivo al teatro è con provenienza inversa da come è adesso. Coloro che vi arriveranno avranno tutto il tempo di trovare i parcheggi, di fare la passeggiata corretta e quindi arrivare al teatro, non fare un percorso inverso. E anche in quest'ottica è stata valutata la nuova viabilità. Poi oggi è anche un altro giorno importante. È il giorno nel quale sono stati eliminati i ticket molto onerosi che in qualche modo precludevano la possibilità di utilizzare una serie di negozi. Noi speriamo che le nostre iniziative vadano a vantaggio di una nuova crescita di Portogruaro, che significa portare più denaro alla nostra città e quindi dare più opportunità di fare cultura alla nostra città.
fa sempre più fatica, come diceva Pierluca, a fare cultura, ma forse anche per questo si esce sempre più rafforzati poi, perché è una palestra talmente di ardimento e di fatica che poi i muscoli diventano sempre più forti, però c'è sempre bisogno anche della filantropia e della generosità dei privati, soprattutto di chi può. Siccome questo è un luogo pubblico, è un luogo che è una casa per tutti, in cui si sta bene, in cui si fa cultura nelle varie forme in cui viene declinata, io credo che tutti quelli che possono avvicinarsi alla nostra realtà perché hanno la possibilità di farlo o hanno anche la voglia di farlo perché credono nella cultura, per donare, abbiano il diritto oltre che il piacere di farlo. Per cui nei prossimi mesi noi cercheremo di raggiungere in modo discreto tutti, chiedendo a tutti anche un gesto di generosità. Adesso ci sono queste formule anglosassoni di crowdfunding, ecco, faremo degli appelli, abbiamo anche delle cose un po' di sorpresa perché anche gli attori che sono venuti a Portogruaro hanno preparato dei messaggi invitando chi può a sostenere la cultura. Ecco, quindi un grazie di cuore a tutti quanti, anche a voi che siete qui questa sera e che verrete a teatro durante l'anno, e un grazie anche ai miei colleghi del Consiglio di amministrazione con una particolare dedica a Stefania Dreon, che è l'amministratore delegato, che da tanti anni è in Consiglio e che ha fatto tante battaglie con me e con tutti quanti perché questo miracolo continui. Grazie e buona parola a Eliana. Bene, grazie Giovanni, grazie Pierluca e grazie a voi per essere qui così numerosi. Andiamo quindi ad entrare nel vivo della stagione e scopriamo che spettacoli abbiamo in serbo per voi. Innanzitutto confermiamo i 7 cartelloni che ormai sono diventati una tradizione per noi, quindi la proposta è di ogni genere di spettacolo per ogni fascia d'età. Sapete che partiamo dai piccolissimi, da 1 anno, con il cartellone Primi passi a teatro. Ma oltre agli spettacoli, il nostro desiderio è quello di offrire sempre altre occasioni per vivere il luogo teatro. E quindi abbiamo qualche novità che riguarda proprio le attività collaterali agli spettacoli, che vado a illustrarvi brevemente. Innanzitutto viene confermata anche per quest'anno la collaborazione con l'Associazione Culturale Linguaggi e Arte, e grazie alla quale ospitiamo diverse esposizioni artistiche nel foyer della Magnolia e grazie alla quale questa sera abbiamo avuto qui per voi la pittrice Ketty Vidali, le cui opere sono esposte anche nel foyer, poi le potrete vedere. E quest'anno si è intensificata l'offerta formativa per quel che riguarda la danza. Forse ricorderete che l'anno scorso per la prima volta il nostro palcoscenico ha ospitato uno stage di danza. L'esperienza è andata talmente bene che quest'anno sono stati 3 gli stage programmati. I primi 2 si sono svolti proprio lo scorso weekend e la ballerina Etuale, insegnante di fama internazionale Liliana Cosi, è stata qui da noi e ha tenuto uno stage per insegnanti e uno per allievi di danza classica. Pensate che sono state 11 le scuole di danza che hanno partecipato, provenienti dal Veneto, dal Friuli Venezia Giulia e anche dalla Lombardia e dalla Toscana. Il terzo stage di danza in programma invece riguarderà un altro genere, ovvero il flamenco, per il quale il 28 febbraio avremo qui la ballerina Gianna Raccagni e il chitarrista Alberto Rodriguez, quindi una nuova opportunità di formazione per tutti gli appassionati. E una grande novità per questa settima stagione sono le serate Intona Rumori. Ecco, abbiamo pensato a Luigi Russolo in questo caso e la sua invenzione, l'Intona Rumore. Queste serate saranno la nostra personale versione delle serate Open Microphone che stanno spopolando nei locali di tutto il mondo. E sono delle occasioni in cui gli artisti potete essere tutti voi. In queste serate viene messo a disposizione un microfono, un luogo, che in questo caso sarà il nostro foyer, e un pubblico, e chiunque può presentare la propria performance agli altri, una canzone, una poesia, un monologo o la lettura di un racconto, creando quindi un momento di condivisione, di ascolto e di incontro con le altre persone. Se volete magari capire di più come funzioneranno queste serate, verranno presentate nel dettaglio mercoledì 14 ottobre alle 18:30
e in questa occasione avremo il piacere di avere qui ospite anche Alan Bedin, che si cimenterà in una performance futuristica. E poi le serate seguiranno nel corso della stagione il 18 novembre, il 20 gennaio scusate, e il 24 febbraio. Quindi delle serate in cui i protagonisti, gli artisti potete essere tutti voi.